Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione, una buona domenica a tutti voi telespettatori di Antena 3 in questa prima giornata di febbraio. Da solo tra gli incappucciati mi sono protetto la testa, poi il dolore terribile alla coscia. Sono le prime parole all'ospedale Le Molinette di Alessandro Calista, il 29enne agente di polizia originario di Pescara, in forza al reparto mobili di Padova, che è stato brutalmente aggredito ieri nel corso di quella che è diventata una vera e propria guerriglia durante la manifestazione, il corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino. Immagini che hanno fatto il giro d'Italia, quelle del poliziotto che viene letteralmente accerchiato, ecco le vediamo, e viene colpito dai manifestanti anche con l'uso di martelli, senza poi dimenticare quello che è accaduto anche successivamente con un blindato a cui è stato dato fuoco. Insomma, immagini che hanno fatto il giro d'Italia davvero. E proprio in questi istanti, poco fa, la Premier Giorgia Meloni, ve lo faccio vedere dalla sua pagina Facebook, ha postato questa immagine. Andate a trovare due degli agenti rimasti feriti. Quello che vedete in basso è proprio Alessandro Calista. Dice Giorgia Meloni nel suo post: sarò chiara, questi non sono manifestanti, sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri, si chiama tentato omicidio. Queste le parole di Giorgia Meloni. Peraltro Alessandro Calista non è l'unico degli agenti del reparto mobili di Padova ferito negli scontri. Sentendo questa mattina i vertici del reparto mobile, ci parlavano di una ventina di agenti in forza del reparto mobile di Padova che sono stati feriti negli scontri. Il caso più eclatante ovviamente è quello di Alessandro Calista, questo è il 29enne originario di Pescara, che come vedete sta bene, però certamente ha rischiato davvero grosso. Condanna unanime bipartisan della politica in queste ore. Il governo parla di un vero e proprio attacco allo Stato. Tra i primi a intervenire ieri sera, e non poteva che essere così, il segretario provinciale di Padova del sindacato FSP Polizia, il dottor Luca Capalbo, che ringrazio di avere con noi in collegamento. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti quanti. Allora, la prima cosa che le chiedo è se è riuscito a parlare con l'agente Alessandro Calista, o se sapete insomma se ha detto qualcosa oltre al racconto drammatico di queste ore. Noi le informazioni che abbiamo avuto di Alessandro le abbiamo avute attraverso il suo caposquadra, che è anche il nostro delegato sindacale, e ci ha rassicurato sull'attimo della sua condizione di salute. Poi è stato trasportato naturalmente all'ospedale. È stato anche più opportuno lasciare che si prendessero cura di lui piuttosto che andare a cercare i dettagli dell'evento, che sembrano abbastanza chiari dalle immagini che lei poc'anzi ha messo in onda. Senta, non si sa quando potrebbe ritornare poi a Padova? È ancora presto per dirlo? Beh, la sua situazione clinica medica è in valutazione fino a stasera. Come eventi traumatici, cioè l'efferatezza di quei colpi, non ci vuole un medico per comprendere che siano di una gravità tale da imporre quantomeno un'osservazione di 24 ore. Noi ci auguriamo che lui possa tornare il più presto possibile fra di noi. Lui, come i circa 20 agenti del reparto mobile, e gli oltre 50, perché questo è un dato sicuramente molto rilevante, cioè ieri sera a casa non sono tornati oltre 50 colleghi, si sono fermati al locale nosocomio di Torino per farsi prestare cure, alcuni con prognosi superiori ai 22 giorni. Alessandro diventa l'emblema, giusto, perché c'è l'evento mediatico che attira l'attenzione, ma dietro ad Alessandro ci sono oltre 50 colleghi che ieri sera, al culmine di comunque una serie di escalation che come sindacato denunciamo da più o meno 1 anno e mezzo, anzi quasi 2, di quello che stanno diventando le nostre piazze, che spesso sono coccolate, spesso sono giustificate, spesso sono sollazzate da determinate parti sociali di questo paese. Ieri sera per fortuna abbiamo finalmente fatto capire chi sono le persone che ci troviamo di fronte, chi sono questi terroristi, questi infami, perché poi aggredire in 30 una persona, al di là del ruolo che ricopre quella persona,
è di un'infamità assoluta, è di una pochezza di moralità assoluta, non c'è un'ideologia che possa in qualche maniera giustificare l'aggressione di 30 vigliacchi terroristi a carico di una sola persona. Senta, lei ha anche detto uno dei punti più bassi e più gravi mai raggiunti in materia di ordine pubblico. Lei dice che questa è un'escalation che dura da un po' di tempo. Assolutamente. Allora, diciamo che l'evento clou nell'ordine pubblico italiano moderno è l'uccisione del povero Raciti. Da lì in poi c'è stata una inversione di tendenza che è durata fino ai anni 2018-2020. Già lì avevamo visto che i DASPO per gli eventi sportivi cominciavano ad avere meno efficacia, ma negli ultimi 3 anni questo prossimità ideologica alle manifestazioni di questa natura, che non hanno niente di ideologico, lo voglio ricordare, non c'è una giustificazione logica per distruggere una città, mandare all'ospedale oltre 50 forze dell'ordine, devastare cose private e cose pubbliche me lo giustifichi lei, cioè io razionalmente non riesco a capire, cioè questi sono terroristi, vanno isolati, vanno puniti severamente per legge, vanno assolutamente estraniati dalla vita sociale, completamente, perché questi sono un male per la nostra democrazia, sono un male per la società, sono un male per i cittadini di Torino e sono il male per tutti quei cittadini che nei prossimi giorni si ritroveranno magari delle manifestazioni a supporto ideologico di quello che è successo ieri sera. Noi come sindacato saremo molto fermi questa volta, cioè non possiamo assolutamente permetterci di usare il sì ma. Il sì ma in questa circostanza non va utilizzato. Qui non c'è niente di democratico che queste persone, anzi mi scuso per definire le persone perché non sono persone, questi sono terroristi e sono soprattutto vigliacchi. Senta, cosa significa questa volta come sindacato non staremo fermi? Beh, ieri sera abbiamo assistito un po' ancora unanime di condanna da parte di tutte le fazioni politiche, quindi sia della maggioranza che dell'esposizione che dell'opposizione. Negli eventi precedenti avevamo comunque visto una parte politica che in qualche maniera potesse, non dico giustificare, ma comprendere alcuni tumulti sociali. Questa volta come sindacato scenderemo in piazza appena qualunque istituzione civile e democratica di questo paese provi in qualche maniera a giustificare il gesto. Saremo lì a presidio, saremo la pietra miliare del simbolo Alessandro che si è creato ieri sera. Alessandro, ringraziando il cielo, a differenza di Raciti, è tornato a casa e tornerà a casa. Raciti per noi è stato importantissimo perché il suo sacrificio, il suo martirio ha permesso un'inversione di tendenza dell'ordine pubblico. Abbiamo ricevuto nuove dotazioni, abbiamo ricevuto nuovi organici, abbiamo ricevuto nuove tutele dopo la sua morte. Quasi come se in Italia, per poterci accorgere del problema, diciamo, di ordine pubblico debba in qualche maniera rimetterci la pelle un poliziotto. Bene, ieri sera il poliziotto non ci ha rimesso la pelle. Questo è una cosa straordinaria che accettiamo veramente di buon gusto e evitiamo che eventi del genere possano ripetersi e trasformiamo Alessandro in quella spartiacque in cui bisogna assolutamente lasciare le parole nel cassetto e passare ai fatti. Il governo, sì, la Premier Meloni dice che ha convocato per domani mattina una riunione per valutare nuove norme del decreto sicurezza. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che innanzitutto che il decreto sicurezza entri in vigore, poi arricchendolo ancora di più con norme a tutela di chi opera per l'ordine e la sicurezza pubblica, perché voglio dire, cioè, i poliziotti lì ieri sera erano per un obiettivo ben preciso, cioè permettere alla cittadinanza di Torino di vivere la propria libertà.
Ieri sera alle 8 di sera per strada non c'era nessuno. Io mi metto nei panni del cittadino che un venerdì sera vuole con la propria famiglia andarsi a prendere un gelato, farsi una passeggiata e quant'altro, e si trova ostaggio di questi delinquenti. Questo non è ammissibile, è qualcosa che cozza con il principio stesso della democrazia, e quindi servono misure urgenti, misure reali a tutela. Tecnicamente potremmo parlare anche dell'efficacia, per esempio, dei lacrimogeni. Ieri sera sono stati sparati un numero incredibile di lacrimogeni, la cui efficacia, basta guardare le immagini, si capisce da sé. Cioè c'è qualcosa che non va, non funziona negli strumenti che abbiamo ora a disposizione. Magari possiamo arricchirli con strumenti moderni, per esempio l'utilizzo dei droni in ordine pubblico. Noi potevamo individuare gli spostamenti di questi terroristi un po' prima che la squadra si trovasse isolata e quindi aggredita da, ricordiamo, noi vediamo solo una trentina circa di delinquenti, ma in quell'area c'erano circa 500-600 delinquenti. Ieri sera a caldo ho sentito qualcuno dice uno sparuto numero di facinorosi. Non è uno sparuto numero di facinorosi, cioè attenzione con la narrazione. Ieri sera sono provenuti da tutte quanta Europa professionisti del disordine, quelli che ne fanno un lavoro, un mestiere, un'arte, quindi non minimizziamoli. Questo è quello che chiede il nostro sindacato. Il nostro sindacato chiede di chiamarli come vanno chiamati, come una società civile chiama chi commette quei gesti. Senta, le faccio l'ultima domanda e poi la ringrazio per il tempo che ci ha concesso. Ragazzi giovani con famiglia come Alessandro, voi siete vicinissimi a loro in quanto sindacato. Cosa vi raccontano? Che umore hanno poi quando scendono in strada per mantenere l'ordine pubblico? Come è cambiato l'umore di questi ragazzi? Guardi, io quotidianamente raccolgo, io ho anche l'ingrato compito di rappresentare quello che sono i reparti mobili d'Italia all'interno del mio sindacato, quindi non parlo solo con i colleghi di Padova, parlo un po' con tutti i colleghi dei reparti mobili d'Italia. E le posso dire che gli umori non sono dei migliori, cioè questo probabilmente è il picco più alto di tutta una serie di denunce che facevamo nei mesi scorsi, negli anni scorsi, che non trovavano accoglimento proprio per una forma di giustificazione di quello che era un pseudo diritto a manifestare. In questo momento i poliziotti continuano a fare il loro mestiere, perché guardi, i poliziotti italiani hanno qualcosa che nei termini moderni si chiama resilienza molto alta. Quindi nel corso degli anni abbiamo sviluppato quegli anticorpi che hanno messo un po' da parte quello che è farsi vincere dalle emozioni del momento, farsi vincere dal rancore del momento e buttare il cuore, come si suol dire, oltre l'ostacolo in virtù di un bene superiore, cioè l'ordine e la sicurezza pubblica, il servizio al cittadino, l'esserci sempre, che è il nostro motto. Però questo potrebbe non bastare, perché eventi come questi possono in qualche maniera creare poi una forma di esasperazione che va assolutamente scongiurata. Il sindacato denuncia in questi momenti il grado di esasperazione raggiunto dai colleghi, proprio per quello che diceva lei, cioè lo chiamiamo Alessandro perché, le ripeto, è diventato simbolo di questa cosa, ma si potrebbe chiamare Luca, Nicola, Giovanni, sono tutti quanti quei colleghi che hanno dei figli a casa, che vogliono tornare dai propri figli, dai propri affetti, dalla propria famiglia, e vogliono farlo facendo il loro mestiere, senza negare assolutamente quello che è una democrazia impone, cioè la possibilità di manifestare liberamente, ma quello non è manifestare, cioè lì stiamo parlando di un'altra cosa, lì parliamo di guerriglia urbana. Lì chiediamo che i poliziotti siano messi nelle condizioni di poter agire nel bene di tutti, non nel bene del poliziotto stesso che opera, perché quando si tocca il poliziotto in quel momento si è toccato un apparato dello Stato, si è toccato un apparato di ogni singolo, un patrimonio di ogni singolo cittadino.
Grazie davvero allora al segretario provinciale del sindacato FSP Padova, grazie davvero per il suo contributo, grazie. Sono io che ringrazio voi. Grazie, grazie, buona giornata, buona domenica davvero. E su questo fronte si è espresso anche poche ore fa il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Allora vediamo cosa ha detto. Solidarietà alle forze dell'ordine. Ieri un agente del reparto mobile di Padova a Torino è stato ripetutamente colpito anche con oggetti contundenti da un gruppo di antagonisti. Una vicenda vergognosa, uno a uno questi delinquenti devono essere assicurati alla giustizia. Questo è l'auspicio dunque del Presidente della Regione Alberto Stefani. Lasciamo dunque questa pagina dedicata alla guerriglia di Torino e andiamo a parlare di un intervento importante del soccorso alpino nel Vicentino. Sono stati momenti davvero di paura per una escursionista quarantenne di Villorba, rimasta bloccata sulla ferrata delle Anguane a San Pietro di Valdastico, sospesa nel vuoto a una ventina di metri dall'uscita del percorso. La donna aveva attaccato con un amico proprio il percorso, arrivati però nel tratto nero strapiombante e più impegnativo, ormai verso la fine non era stata più in grado di procedere oltre. Con le mani che non riuscivano a tenere la presa, aveva infatti preso un appiglio e si era ritrovata appesa al cavo tramite il dissipatore agganciato all'imbrago con il vuoto 20 metri sotto di lei. C'è stato ovviamente l'importante intervento del soccorso alpino di Arsiero e poiché non si capiva esattamente, non si conosceva esattamente la situazione, era ormai calato il buio, è stato fondamentale l'utilizzo di un drone che ha illuminato, come vedete, la parete per tutta la durata delle operazioni, a partire dalla individuazione dell'escursionista. L'allarme l'aveva lanciato l'amico, i soccorritori l'hanno raggiunta e l'hanno calata per una ventina di metri su una cengia dove ha potuto fortunatamente riprendersi dopo il lungo periodo ferma nella stessa posizione. Un altro caso di cui si discute ormai da giorni è quello del bimbo lasciato a terra ormai martedì scorso dal bus perché non aveva il famigerato biglietto da 10 euro della linea Calalzo-Cortina, biglietto maggiorato in vista delle Olimpiadi. Le ultime novità le abbiamo raccontate ieri nel corso del nostro telegiornale. Ci sono anche le ultime parole di Sole Vatalaro, che è la mamma del piccolo Riccardo, che ha detto: se è sincero accetto le scuse. Si riferisce alle scuse di Salvatore Russotto, l'autista poi sospeso che aveva fatto scoppiare il caso facendo scendere il bimbo senza il biglietto, una vicenda che ha portato in pochi giorni a due decisioni. La prima, l'abbiamo raccontato ieri, tornare alla tariffazione ordinaria di 2,50 euro per residenti e pendolari, cancellando dunque il contestato rincaro, e poi la seconda, invitare il bambino alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Cortina. L'ha fatto il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, chiamando direttamente la mamma. Allora il suo racconto al telefono. Sono stata contattata da Giovanni Malagò in persona e all'inizio ero incredula, pensavo ad uno scherzo perché non mi sembrava una cosa troppo grande, e invece era proprio lui, e mi ha detto che hanno pensato che erano dispiaciuti dell'accaduto, molto vicini a Riccardo, e che per scaldargli il cuore avevano deciso di invitarlo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Anche quando l'ho detto al bambino, anche lui non ci credeva, continuava a dire: no ma mamma dai, stai scherzando, dimmi se stai scherzando, perché non ci credeva proprio, ed è contentissimo, non credo di averlo mai vista così entusiasta. Questa cosa veramente dell'incredibile. Per ora stiamo facendo tutta la parte burocratica di permessi e quant'altro, perché è anche un minore, quindi però entro mercoledì troveranno un ruolo, insomma, gli diranno meglio. Siamo passati letteralmente dalle stalle alle stelle, perché la prima sera eravamo tutti molto sconfortati, io arrabbiata, prima preoccupata poi arrabbiata, e il bimbo anche, insomma, non stava bene fisicamente, in più era molto demoralizzato, si sentiva un po', no, come un po' bullizzato, comunque messo da parte, e invece adesso vederlo così felice veramente mi riempie il cuore. E poi un'altra cosa di cui sono molto felice è che da oggi i biglietti per i residenti del pullman sono tornati alle tariffe ordinarie, quindi è stata una bella battaglia
vinta non da un comitato, da sindaci o da chissà chi, ma semplicemente da un bambino di 11 anni da solo, un po' come Davide contro Golia. Cioè in realtà non da solo, perché è stato supportato da tutti quelli che gli sono stati vicini spiritualmente, ecco. Però insomma un motivo di orgoglio, ecco. Anche oggi l'hanno ringraziato, ha detto grazie a te paghiamo meno di corriera, quindi è stato molto bello anche questo. Queste le parole di Mamma Sole, e su questa vicenda c'è una presa di posizione anche del senatore bellunese Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che dice, partendo dal fatto che un undicenne non può mai essere lasciato a piedi in strada, non si può non sottolineare come l'autista abbia capito di aver sbagliato, ammesso il suo errore e chiesto perdono alla famiglia del ragazzino. Al netto delle responsabilità che si è assunto e di quelle che potranno essere doverosamente accertate, non è stato di certo piacevole vedere come quest'uomo negli ultimi giorni sia stato al centro di un pesante linciaggio sui media e sui social. È una storia che ha colpito la comunità bellunese, quindi l'appello di De Carlo è che vinca lo spirito olimpico e che anche l'autista sia invitato all'inaugurazione assieme al piccolo Riccardo, in qualche modo per chiudere il cerchio di questa polemica. Sempre sul fronte Olimpiadi, e poi passiamo alla politica. C'è anche una dichiarazione di Papa Leone XIV che dice: venerdì prossimo inizieranno i Giochi Olimpici e seguiranno i Giochi Paralimpici. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscano un forte messaggio di fratellanza e ravvivino la speranza di un mondo in pace. E anche questo è il senso della tregua olimpica. Auspico che quanti hanno cuore e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo. Insomma, l'invocazione di una tregua olimpica in occasione di Milano-Cortina, da tutti ovviamente i conflitti che insanguinano il mondo, e ce ne sono molti anche vicino a noi, come sappiamo. La politica trevigiana oggi vive l'elezione del presidente della provincia, che quindi guiderà l'ente dopo Stefano Marcon. Le urne sono già aperte da questa mattina, e la sfida tra i due primi cittadini di Roncade e di Zero Branco. Urne aperte dalle 8 alle 20 a Sant'Artemio per votare il successore di Stefano Marcon alla presidenza della provincia dopo un mandato durato quasi 10 anni. Elettori, sindaci e consiglieri comunali dei 94 comuni della Marca trevigiana, 1328 gli aventi diritto, chiamati a scegliere tra due candidati, il primo cittadino di Roncade, Marco Donadel, e il suo collega di Zero Branco, Luca Durighetto, espressione del centrodestra il primo, civico su cui è confluito il centrosinistra il secondo. Ma che ci possa essere un travaso di voti da una parte all'altra, a prescindere dall'appartenenza politica, non è da escludere. L'auspicio di Donadel la dice lunga. Mi aspetto che vada tutto nel migliore dei modi, con tutto il centrodestra unito, pronto a sostenermi, e pertanto spero che l'esito sia favorevole domani sera alle 9:30. Il risultato sarà tutto da vedere, si vedrà domani sera. L'importante secondo me è che le cose però si svolgano in un clima sereno, pacifico e tranquillo, che non ci siano tensioni dell'ultimo minuto. Provincia ente di secondo livello che, in attesa dell'ennesima revisione della norma, la discussione sull'elezione diretta da parte dei cittadini è tuttora in corso, continua a occuparsi di questioni vitali come viabilità ed edilizia scolastica. Abbiamo visto che la legge del Rio, che voleva abolire, eliminare le province, è stato un fallimento. Era stata fatta per ridurre i costi, che i costi assolutamente non sono ridotti, ma anche perché la provincia è un vero punto di riferimento con le competenze che ha su tutto il territorio provinciale. Mi farò portavoce insieme agli altri amministratori che vogliono tornare a dare voce ai cittadini. Elezione diretta, ma soprattutto fondi per svolgere le importanti mansioni che le province hanno, gli fa eco Durighetto, che da presidente si concentrerebbe su 3 tematiche. La sicurezza stradale, e purtroppo il numero di incidenti lo vediamo, le scuole che hanno avuto qualche problema rispetto alla gestione del calore in queste ultime settimane, e il tema della sicurezza. Siamo una provincia che economicamente ancora funziona, che sta bene, dove si vive bene, abbiamo però la necessità di mettere un po' più a fuoco questi 3 focus, quindi la parte di sicurezza stradale, le scuole e la sicurezza.
E ovviamente nel corso delle prossime edizioni, a partire da stasera con il telegiornale di Treviso, vi aggiorneremo poi sull'esito del voto che porterà al nuovo presidente della provincia. A proposito di presidente della provincia, è intervenuto in quello che è stato il suo ultimo giorno da presidente della provincia Stefano Marcon ieri, per commentare un ennesimo grave fatto che riguarda dei giovanissimi. Parliamo di vandalismo avvenuto alla sede centrale del liceo Duca degli Abruzzi. Un'azione davvero pericolosa, perché è stato manomesso il dispositivo antincendio con studente e personale scolastico che sono stati evacuati. Le informazioni che arrivano è che uno studente ha manomesso l'impianto antincendio, rispetto al quale entro lunedì sarà ripristinato tutto. I tecnici della provincia di Treviso si sono messi subito al lavoro per ripristinare in tempi brevi il dispositivo antincendio manomesso e distrutto giovedì nella sede centrale del liceo Duca degli Abruzzi in via Caccianiga. Il tutto succede intorno alle 12 e appena suonata la campanella della seconda ricreazione, all'improvviso le porte interne iniziano a chiudersi automaticamente. Dagli autoparlanti una voce invita gli studenti e il personale scolastico a prendere le proprie cose e ad uscire dall'istituto. Viene chiarito che non si tratta di una esercitazione. Passano diversi minuti prima che l'allarme rientri e che le lezioni possano riprendere regolarmente. Nessun incendio. Verrà poi chiarito esserci stata per l'appunto la manomissione di un dispositivo antincendio con la conseguente attivazione della procedura di evacuazione di tutti i presenti. Non si tratta di una bravata o di un semplice danno al patrimonio scolastico. Danneggiare un presidio di sicurezza è un atto di irresponsabilità civile che mette a rischio l'incolumità di studenti, docenti e personale. In caso di emergenza, l'efficienza di questi strumenti è l'unica garanzia di protezione, commenta la direzione scolastica. Si sa l'importanza di un sistema antincendio, credo che tutti abbiano visto che cosa è successo esattamente un mese fa in Svizzera. Il ripristino dei dispositivi comporta costi che gravano sulle risorse destinate alla didattica e ai servizi per gli studenti. La scuola, ricorda la dirigente, è un bene comune, un luogo di crescita e di rispetto. Atti di questo tipo feriscono l'intera comunità scolastica e ne tradiscono i valori fondamentali. I ragazzi devono capire che alcune azioni non sono più interpretate come semplici bravate, ma portano delle conseguenze che talvolta sfociano anche in procedimenti penali. È necessario quindi appunto che la gente sia responsabilizzata, e in questa questione sarà mia cura, come ultimo atto, lasciare in eredità al mio successore il perseguire in tutti i modi colui che ha compiuto questa azione. E quello delle baby gang, a proposito di criminalità minorile, è uno degli elementi che è emerso più preoccupanti all'apertura dell'anno giudiziario in Veneto ieri. Non è certamente il solo, si è parlato ovviamente anche di criminalità organizzata e poi anche di sovraffollamento delle carceri. Ripartiremo da qui proprio con quanto è emerso all'inaugurazione dell'anno giudiziario subito dopo la pubblicità. È stato notato un rilevante aumento delle richieste di rinvio a giudizio in relazione a gravi reati contro la persona, anche per 2 omicidi, il patrimonio e o concernenti gli stupefacenti, commessi da giovani anche appartenenti alle cosiddette baby gang, che agiscono spesso ai danni di coetanei. Si tratta di un fenomeno allarmante e diffuso pressoché sull'intero territorio del distretto. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Tribunale a Venezia, la Presidente reggente della Corte d'Appello, nel parlare del Tribunale dei minori, ha espresso preoccupazione per la crescita del fenomeno delle baby gang, ma non è l'unico aspetto a preoccupare. È il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozione internazionale. Inoltre, nei procedimenti penali in crescita il numero di imputati che presentano problematiche legate a disturbi psichici o alle dipendenze, ciò che richiede un intervento urgente e non più procrastinabile per l'apertura di comunità sanitarie per minori.
Un fenomeno su cui la Regione si sta già attivando. È importante cominciare a sviluppare una giustizia che sia sempre di più targetizzata. Proprio su questo tema abbiamo sviluppato e abbiamo in cantiere l'iniziativa della comunità ad alta integrazione sanitaria per i minori. Per rispondere a questo fenomeno c'è bisogno di risposte concrete e soprattutto risposte che tengano conto di questa evoluzione. La società cambia, il crimine cambia, le tendenze anche del crimine cambiano e c'è bisogno di dare risposte che sanno tener conto di questi cambiamenti. Ma se il fenomeno delle baby gang è in crescita, la presenza della criminalità organizzata sul territorio veneto è costante, ha evidenziato il procuratore generale di Venezia. La presenza del fenomeno della criminalità organizzata di cui l'articolo 416 bis Codice Penale. Le indagini svolte e le sentenze restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione delle province di Padova, Venezia, Verona e di misura minore di Vicenza. La spartizione territoriale vede dominante la criminalità calabrese indranghetisca, Cosca, Grande, Aracri, Gerace e Albanesi nelle province di Padova, Verona e Vicenza, mentre il fenomeno camorristico interessa la parte orientale della provincia di Venezia. Ancora presente, ha aggiunto poi, nel centro storico il fenomeno criminoso che si estrinseca nelle estorsioni alle imprese di trasporto riferibile alla cosiddetta mala del tronchetto. Ma la cerimonia dell'anno giudiziario è stata anche l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza d'organico e non solo, e fare infine un appunto sulla riforma della giustizia. Siamo diventati il fanalino di coda. Una volta era un onore lavorare in tribunale alla Procura della Repubblica, adesso è diventato, diciamo, il luogo di rifugio di coloro che scappano anche dalla regione, dagli ospedali dove facevano gli inservienti, non sanno nemmeno accendere un computer, le nostre piante organiche così, fatto un bel maquillage, no? Sembra che ci sia minor vacanza di organico e invece semplicemente è coperto con persone non formate, quindi ci obbligano, evviva la digitalizzazione della giustizia, ma non ci date i computer, non ci date la rete, non ci date il personale specializzato e formato. La separazione delle carriere, l'istituzione di un doppio consiglio della magistratura e l'istituzione dell'alta corte, oltre che essere, comportare dei costi molto impegnativi per lo Stato, non apporterà nessun beneficio all'amministrazione della giustizia, cioè non incide sull'efficienza. Non sono fenomeni semplici, vanno combattuti ovviamente con un'azione congiunta e in questo ringrazio anche qui la Regione Veneto che è assolutamente disponibile, il rapporto ovviamente tra amministrazione penitenziaria da un lato a tutti i livelli e Regione deve proseguire, perché il servizio sanitario è importante, il servizio di assistenza, il servizio socio-psichiatrico anche, è fondamentale. Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, il sottosegretario alla giustizia Ostellari ha affrontato il tema dei suicidi in carcere, l'ultimo avvenuto a Padova. Un fenomeno che non si arresta e su cui ha puntato il dito anche il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Bortoluzzi. Non intendo sottrarmi all'obbligo e al diritto di denunciare la barbarie della situazione carceraria in Italia. Ma la situazione dei detenuti e delle detenute non può e non deve essere affrontata con calma e con lentezza. Il numero dei suicidi non è più tollerabile, non è degno di un paese che vuole essere civile. Quello che non voglio è che i suicidi risolvano il problema del sovraffollamento. Ostellari ha poi ribadito l'importanza del lavoro per reintegrare i detenuti. Il lavoro consente davvero di abbattere la recidiva, di tranquillizzare tutti. Una volta imparato un mestiere, quando esci, per il 98% dei casi non delinqui più. E credo che questo sia il grande obiettivo che dobbiamo raggiungere. Parlando infine della riforma della giustizia, il sottosegretario ha dichiarato: la necessità di affrontare un dibattito che rischia di diventare solo uno scontro tra di noi. Invece la finalità è quella di parlare ai cittadini. E parlare ai cittadini significa ovviamente spiegare ai cittadini, però spiegare ai cittadini la verità, non le bugie che abbiamo sentito non qui oggi, ma fuori da qualche altra parte in qualche contesto. Quindi
anche chi fa legittima battaglia per il no, va bene, lo faccia, ma non si può lamentare se poi qualcuno sottolinea le bugie. Ecco, le bugie non vanno bene. Il tema insomma del referendum sulla giustizia resta molto forte. Siamo dunque rientrati e rientriamo ripartendo dalla cronaca. Lui respinge con forza le accuse, sono accuse pesantissime, quelle a carico di un 53enne di Arcugnano arrestato per violenza sessuale. Avrebbe approfittato della fragilità e della fiducia di una minorenne della zona di Pistoia per instaurare con lei un rapporto che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformato in una serie di abusi sessuali. Con questa ipotesi i carabinieri hanno arrestato un agente di commercio di 53 anni, residente ad Arcugnano, ora sottoposto agli arresti domiciliari. I fatti risalirebbero allo scorso inverno. La ragazza, sedicenne, avrebbe conosciuto l'uomo tramite una chat online. Da lì sarebbero iniziati i contatti, prima virtuali e poi di persona. Secondo quanto ricostruito dai militari, gli incontri sarebbero avvenuti in più occasioni, tra dicembre e l'inizio di gennaio di quest'anno, anche approfittando delle vacanze natalizie. A far emergere la vicenda sarebbero state le confidenze della giovane, che si è rivolta ai familiari. Da qui è partita la segnalazione alle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini, coordinata dalla Procura di Pistoia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze, messaggi ed altri elementi utili a ricostruire il rapporto tra i due. Nel corso delle perquisizioni gli investigatori avrebbero trovato anche materiale e sostanze ora al vaglio degli inquirenti, elementi che, afferma l'accusa, hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio. Il GIP ha ordinato che l'uomo sia posto ai domiciliari in attesa degli sviluppi delle indagini. L'uomo respinge le accuse e sostiene di poter provare l'infondatezza delle accuse. E poi il caso, l'ennesimo caso di molestie e violenze nei confronti delle donne, con un 38enne veneziano che l'ex compagna ha denunciato ai carabinieri di Bibbione per i continui atti persecutori, non solo pedinamenti e minacce di morte, anche un continuo messaggiare arrivando a 200 sms in una sola notte. È arrivato a inviare all'ex compagna anche 200 messaggi in una sola notte il 38enne di San Michele al Tagliamento, a cui il Tribunale di Pordenone ha ora imposto non solo di non avvicinarsi alla donna, ma anche di indossare il braccialetto elettronico. A eseguire l'ordinanza di misura cautelare sono stati i carabinieri di Bibbione su delega del GIP di Pordenone, che nei confronti dell'uomo ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima delle continue persecuzioni. E così pure il divieto di comunicazione in qualsiasi forma, oltre, come detto, all'applicazione del braccialetto elettronico per verificare l'effettivo rispetto delle misure contenute nell'ordinanza. Il 38enne era già stato raggiunto da un ammonimento del questore per stalking, ma questo non l'ha dissuaso dal perseguitare la donna. Centinaia di messaggi e telefonate, pedinamenti, minacce di morte, tanto che a ottobre era scattata la denuncia. I successivi accertamenti hanno permesso di documentare l'escalation di atti persecutori dal dicembre 2024 a oggi. Da qui l'aggravamento dei provvedimenti a carico dell'uomo. Il tema della sicurezza a Treviso resta un tema caldo anche a livello politico. Il sindaco Conte replica a Fratelli d'Italia, che in questi giorni ha sollecitato il cronoprogramma dell'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza comunali. Un 40enne trevigiano denunciato per tentata rapina e il tema sicurezza che rimane caldo in città, soprattutto all'interno della maggioranza di Cassugana, con il sindaco Mario Conte che rimette ancora una volta al proprio posto gli alleati di Fratelli d'Italia. Mentre la cronaca racconta dell'ennesima incursione in un'attività commerciale, la tentata rapina di giovedì sera al ristorante cinese di Via Venier di fronte alla chiesa votiva, tra il sindaco e i meloniani la sicurezza rimane un fronte aperto. D'altro canto le minacce a personale e clienti del supermercato di Via Risorgimento, come pure il blitz del malvivente che l'altra sera ha cercato con la forza di impossessarsi del contenuto della cassa del ristorante Ya Yuan, sono episodi che spingono Fratelli d'Italia a chiedere maggiori controlli e anche, come ha fatto il consigliere comunale Carlo Alberto Correale, l'esatto cronoprogramma dell'installazione dei nuovi occhi elettronici in città. Di conoscere anche quali siano i tempi per ricevere i fondi a livello statale per l'installazione di queste
di questi strumenti che fanno sentire sicuramente maggiormente sicuri tutti i cittadini trevigiani. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la sicurezza percepita. Correale ringrazia Conte e ribadisce la buona sinergia all'interno della maggioranza, ma aver sollecitato pubblicamente il cronoprogramma suona inevitabilmente come una critica o alla meglio una sollecitazione all'amministrazione. Io non lo leggo come un attacco, io lo leggo come un po' così, voglia di mettere il cappello su un tema come quello delle videocamere di sorveglianza, che in realtà è un tema che mi sento molto a cuore, perché dal primo giorno che sono diventato sindaco nel 2018 ho cominciato un lungo percorso di incrementazione del sistema di videosorveglianza. Conte spiega che i soldi sono arrivati e per l'installazione di telecamere e targa system nuovi occorrerà attendere solo tempi tecnici e burocratici. Queste informazioni sono assolutamente disponibili. Non serviva né l'accesso atti né l'articolo di giornale, bastava semplicemente confrontarsi all'interno della maggioranza. Il sindaco restituisce la punzecchiatura dunque e rincara. Se ritardi ci sono, dice, sono da attribuire ad altri livelli politici. Ricordo che ad oggi questa parte di installazioni è stata rallentata perché non arrivavano i fondi dal Ministero. Intanto cresce inevitabilmente la voglia anche di sapersi difendere, non solo, l'abbiamo raccontato tante volte, con la ricerca, chi può anche di armarsi in qualche modo, ma anche di sapersi difendere con delle tecniche appunto di autodifesa. Ne è un esempio di questa voglia di difendersi il sold out, il tutto esaurito di qualche giorno fa, di un seminario di Krav Maga per insegnare appunto le tecniche naturali di autodifesa, ed è un seminario che sarà ripetuto poi anche in primavera. Questa è una lezione col maestro Moshe David Katz, che è uno dei 5 più grandi maestri al mondo. È una lezione interessante perché il suo Krav Maga lo definisce il Krav Maga perfetto per le persone imperfette. Quindi non è un Krav Maga per persone muscolose, con precedenti arti marziali nelle ossa, nei muscoli, ma è per l'impiegato, l'impiegata, la studentessa, l'anziano anche, no? Che non hanno una massa muscolare, non hanno un grande allenamento, ma hanno la necessità di difendersi o almeno di avere la consapevolezza che possono farlo. In tempi come questi, dove le aggressioni si moltiplicano e il senso di insicurezza impera, imparare qualche tecnica per difendersi non può che essere d'aiuto, non certo per contrastare persone armate magari di pistola, ma per un senso di maggior consapevolezza del pericolo, come della possibilità di fuggire indenni da una situazione a rischio usando tecniche naturali. Sfrutta i movimenti naturali del corpo, ad esempio se una persona, anche un bambino, uno fa così, si ripara con le braccia, è un movimento istintivo che lui educa, quindi parte del movimento istintivo lo educa e lo trasforma in una difesa efficace e efficiente. A Treviso 20 fortunati, tra cui 2 gemelli arrivati dalla Puglia, hanno potuto sperimentare la tecnica originale israeliana in un seminario condotto dal gran maestro Moshe David Katz e organizzato da ICMET presso la scuola Danza Insieme. Il motto che accompagna i fondatori è Walk in Peace, ovvero camminare in pace. In 3 giorni, per 8 ore al giorno, si possono imparare le tecniche di sopravvivenza. C'è tanta violenza al giorno d'oggi. Qui insegniamo prima di tutto la consapevolezza e cerchiamo di capire che la sfida del mondo è proprio questa. Pregare per la pace, ma allo stesso tempo essere preparati al fatto che il male abita l'uomo e possiamo incontrarlo sul nostro cammino. Essere donne in questo tempo spesso confuso e violento non aiuta. Ecco perché c'è necessità di acquisire sicurezza fisica, ma anche psicologica. Ovviamente io, in quanto donna, sento ancora di più questa cosa, visto il periodo molto triste che sta vivendo la popolazione femminile, è veramente sotto attacco, quindi penso sia fondamentale sapersi difendere senza diventare aggressivi ovviamente, però nel momento in cui si riceve magari un'aggressione sapere istintivamente cosa fare per poter finalmente camminare in pace, che è il motto del Krav Maga di ICMET, che è l'associazione che abbiamo contribuito a fondare. E altri corsi arriveranno perché ICMET intende espandersi per regalare ai trevigiani altre possibilità per non soccombere. Ci saranno degli incontri trimestrali che faranno parte di un progetto molto più ampio legato alla città di Treviso e che ci stiamo impegnando a portare, di cui molto presto parleremo. Lasciamo Treviso, andiamo nel Vicentino, lo cambiamo anche argomento. Legionella, controlli precauzionali in 2 scuole dell'infanzia di Noventa Vicentina.
Nell'ambito delle periodiche verifiche effettuate su tutti gli edifici scolastici riguardanti le tubazioni e la rete idrica, sono state segnalate alcune criticità in 2 scuole dell'infanzia di Noventa Vicentina, la 2 Giugno e la Papa Giovanni XXIII. In particolare sarebbero emersi valori relativi ad alcuni parametri in specifiche tubazioni che potrebbero favorire il formarsi di legionella. È quanto si legge dalla comunicazione diffusa dal Comune e dalla dirigenza scolastica del comprensivo Fogazzaro, che precisano e rassicurano che tali rilievi non indicano la presenza del batterio, ma rappresentano esclusivamente una potenziale condizione di rischio. Non ci sono contaminazioni, quindi voglio rassicurare subito, immediatamente, sia il personale scolastico, sia che tutte le famiglie, ovviamente con i bimbi che sono lì nella scuola materna di 2 Giugno e Papa Giovanni XXIII di Saline. Tanto chiariamo, la scuola non è stata chiusa, lunedì ci saranno regolari lezioni e tutto quanto è nella norma. I controlli che sono fatti a tutti quanti gli edifici comunali riguardano ovviamente le tubazioni e la parte esterna, che potrebbe anche essere, diciamo così, compromessa a volte da agenti esterni. Mi hanno detto che non c'è nessun contagio, ma alcuni valori che potevano dare, diciamo così, un'ipotesi di focolaio di legionella erano stati rilevati in queste 2 scuole e non nelle altre. Pertanto è stato attivato un protocollo di sicurezza e adottate le necessarie misure di precauzione, fa sapere l'amministrazione. A ulteriore garanzia, nei prossimi giorni verranno effettuate analisi di approfondimento. In quelle 2 scuole lì abbiamo ritenuto opportuno fin da ieri, appena comunicati i dati, intervenire col protocollo indicato ovviamente dall'ufficio igiene dell'ULS e avvisando immediatamente anche l'ente gestore della rete idrica, che è Viacqua. Quindi hanno fatto già un intervento di pulizia, è già stato praticamente accertato che non c'è nessun tipo di contagio. Tra l'altro, fortunatamente, entrambe le scuole recentemente hanno fatto dei lavori importanti anche a tutto quanto l'impianto idrico ed è dotato di filtri antibatterici, quindi siamo anche ulteriormente rassicurati da queste forme, diciamo così, di tutela. Abbiamo già avvisato una ditta specializzata che farà la pulizia totale di tutto l'impianto e faranno un ulteriore accertamento nella mattinata di lunedì. Torniamo alla politica, perché ieri c'è stato un appuntamento tradizionale e annuale a Campo San Martino. Siamo nel Padovano, un appuntamento nel quale tutta la politica veneta di ieri e di oggi si ritrova, non solo per mangiare insieme, ma anche evidentemente per allacciare discorsi e alleanze. C'era anche, come spesso presente, l'ex governatore Giancarlo Galan. Allora vediamo insieme questo viaggio alla Magna Porcazio di Campo San Martino con Valentina Visentin. Giuro che non mi ero accorto, non avevo pensato di questo, cosa posso disporre? Che non me ne frega niente. Il tocco frizzante alla giornata, anche se detto con fare sornione, lo mette Giancarlo Galan al suo arrivo. Tabaro nero, sorriso smagliante, cerca di non commentare, ma poi lui, che è il passato remoto di Palazzo Balbi, sgancia il suo giudizio sul passato prossimo e sul presente della regione. Se lei mi chiede se vedo una differenza fra Cindy Crawford e Elle Macpherson, ecco, posso parlare a lungo, perché sono cose interessanti, belle da vedere. Qui cosa vuol che mi interessi? Non ho votato. Non ha votato la regionale? No. Se avessi votato... No, non ho votato per quello, perché non... avrei dato un voto a Bui, perché mi è simpatico. L'ex Doge è tra i protagonisti della 32esima edizione della Magna Porcazio, l'appuntamento annuale organizzato in un ristorante di Campo San Martino dall'ex presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Posso dire che abbiamo il numero legale tra scaduti, o vecchi e nuovi consiglieri regionali. Possiamo fare un consiglio regionale perché abbiamo già raggiunto e superato il numero legale. Anni di politica bipartisan riuniti attorno ad un tavolo per omaggiare la tradizione contadina del maiale. Si sa che il cibo unisce e il convivio contribuisce a tracciare nuove alleanze e rafforzare vecchie amicizie al di là degli schieramenti politici. Ma la parte da leone la fanno ancora una volta i protagonisti di un passato che sembra lontano, ma che ancora dice la sua sugli equilibri del centrodestra e nemmeno velatamente risparmia fondi alla razzaia appena conclusa. Galan, seduto allo stesso tavolo, ritrova il suo ex assessore Renato Chisso, pronto a benedire il nuovo governatore Alberto Stefani. È un libro bianco dove si può scrivere di tutto, bellissimo, bellissima. È una liberazione. È una liberazione da 15 anni di imperio.
Stefani e tutta la squadra sono persone importanti che possono riprendere il cammino del Veneto, far sì che il Veneto riprenda il cammino. Tra un riso al tastasale e un assaggio di Martondè, inevitabili amarcord che vanno da destra a sinistra. Qui si mischiano i partiti, le idee politiche, ma quello è il bello, cioè che si discute anche fra, diciamo, chi ha idee diverse e si cerca di lavorare per il bene collettivo della gente. Dal comunista Pettenò all'europarlamentare della Lega Toni Darè, seduto vicino Roberto Marcato, arrivano i neoassessori regionali Elisa Venturini e Dario Bond. Il clima è sempre bello, sempre lo stesso, ci si ritrova in un momento dove in qualche maniera si fa festa, ma nello stesso tempo c'è tanta solidarietà sotto e quindi la voglia comunque di poter contribuire. Tanta tradizione, c'è tanta cultura veneta, c'è tanta voglia di stare insieme, c'è anche un buon mangiare veneto ed è una sorta di tributo all'agricoltura della nostra grande regione. Sfilano consiglieri regionali, provinciali, sindaci, nutrita la presenza dei leghisti. Si vede Enoch Soranzo per Fratelli d'Italia, Mirko Patron per Forza Italia. Mancano i big Flavio Tosi e Luca De Carlo. Tra battute e pacche sulle spalle, il tempo per la beneficenza con il ricavato della giornata devoluto alla città della Speranza. La bocca piena. Spero che si mangi e basta, visto che ho già parlato anche troppo anche negli ultimi giorni, quindi oggi mi prendo una pausa culinaria e ringrazio Baldo per l'invito. Penso ci sia la massima consapevolezza che far politica e avere le idee e forse averle chiare è un po' difficile, quindi noi siamo qua per schiarirle magari a qualcun altro. Goliardia tra leghisti ed ex leghisti, Roberto Marcato, Maurizio Conte, Luciano Sandonà, ospiti della Magna Porcazio, sembrano dimenticare i pensieri e la fase storica che sta attraversando il Carroccio, tutti insieme allo stesso tavolo con un altro ex leghista, Gian Antonio Darè, che viste le recenti vicende del generale Vannacci si sente un po' un profeta inascoltato. Portare a destra un movimento come la Lega secondo me era sbagliato, mi pare che i tempi mi stiano dando ragione. Nemo profeta in patria. No, è una soddisfazione, ma è una cattiva soddisfazione, perché si poteva fare meglio subito. Non ha portato niente, anzi adesso andrà a pescare nel bacino della Lega per fare una sua rete, diciamo, organizzativa sul territorio nazionale, e noi gli abbiamo dato l'occasione per farlo. Molti anche i sindaci leghisti presenti e arrivati da tutta la regione. È l'occasione per vedere tanti ex colleghi, ma anche colleghi attuali, sindaci, amministratori del Veneto, quindi è un momento di ritrovo che non serve solamente per, insomma, scambiarci le idee o confrontarci su vari temi politici, ma anche per un ritrovo tra amici dopo, insomma, aver vissuto un periodo intenso all'interno del Consiglio regionale. Diventa innanzitutto un momento conviviale per ritrovarsi, poi in fondo, al di là dello schieramento, dell'appartenenza, lavoriamo tutti per il bene del territorio e quindi non c'è meglio occasione. La compagine del leghista di sicuro la più nutrita, seguita da Forza Italia, meno i volti di Fratelli d'Italia rispetto alle precedenti edizioni della Magna Porcazio. Non manca nemmeno l'ala degli indipendentisti veneti. Sono indefessamente impegnato sul mio punto e quindi non mollo. Adesso, per aggirare una sentenza inconsulta, e non a caso dico così, della Corte Costituzionale, ho lanciato un'idea che ha destabilizzato e destabilizzerà non solo il Veneto, nel senso della politica veneta, ma anche Roma, con la fusione del Veneto e Friuli, e la porteremo al risultato. A proposito di Veneto e di Friuli, c'è sempre in ballo il passaggio dei comuni della Marca Orientale al Friuli Venezia Giulia, ma c'è anche chi dice no, ad esempio il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Capisco gli amministratori che vorrebbero passare in Friuli, però non è accettabile, non è la nostra storia è a Venezia, il nostro consiglio regionale è a Venezia e guardo veramente con grande ottimismo al nuovo consiglio regionale, alla nuova giunta regionale, al presidente che gode della mia stima. Ci sono tanti motivi per restare in Veneto, dice Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, che così si sfila
dal gruppo dei primi cittadini della Marca Orientale che vedono nel referendum per il passaggio in Friuli quantomeno un'utile provocazione per porre il tema delle disparità di trattamento. Non si gioca, fa intendere Crosato, con la volontà popolare, meglio puntare su altre alternative. Risposte che possono essere, guardando in futuro le fusioni dei nostri comuni per dare dei maggiori servizi, oppure quella di un ritorno della provincia nel modello di quello che è avvenuto in Friuli Venezia Giulia, un ritorno a un valore politico della provincia, quindi elettivo e magari con una certa autonomia. Un modello peraltro c'è già ed è la specificità della provincia di Belluno prevista dallo statuto regionale su determinate materie. Come il dissesto idrogeologico, caccia, pesca, in parte anche l'energia, quindi credo che quello sia il modello che la provincia torni ad essere la cerniera tra la regione e il comune. Il dibattito è aperto anche tra i cittadini, da una parte c'è il cuore, dall'altro il portafogli. Bellissimo che il Friuli, no? Però amo il Veneto e ci tengo insomma all'identità veneta. Quindi l'identità viene prima del portafoglio? Penso di sì, perché a lungo termine quello lì fa buono. Io rimango in Veneto, io sono veneto, il Friuli per me non esiste. Allora, l'ultima breve pausa pubblicitaria, ripartiremo dalla quella che è stata ieri la prima giornata del Carnevale di Venezia, nel racconto di Filippo Fois, e poi ci collegheremo con il nostro Lorenzo Maier per raccontarci cosa è successo ieri sera e cosa succede in queste ore a Venezia. Pubblicità e poi il Carnevale di Venezia. A salutare l'arrivo del Carnevale 2026 in piazza San Marco, nel corso della mattinata ha fatto capolino anche un po' di acqua alta, ospite in questo caso discreto e sicuramente suggestivo per aggiungere un tocco di venezianità ad una festa che, oltre ad essere nota nel mondo, è tra le più partecipate in città. Sono le 11 e il palco sta ospitando lo spettacolo Olimpo in musica, rendendo omaggio al tema che caratterizza l'edizione di quest'anno. Benché il carnevale sia diffuso su tutto il territorio comunale, è qui a San Marco che si trova il cuore della festa, ed è qui che da subito sono apparse le prime maschere, quelle di chi al carnevale si prepara da tempo. Di dove siete? Allora, sono di Ucraina, ma abitiamo a Genova. È la prima volta a Venezia? No, terza volta. volta. Significa che vi piace molto se tornate sempre? Sì, molto, sì. È un divertimento della nostra natura. Ma che cosa hai vestito? La falena. Come? La falena. La falena? Non si vede. Di dov'è lei? Sono qua, sono veneto. Di Requaro Terme. Quanto tempo che ci ha messo a preparare questo costume? Abbastanza, abbiamo iniziato quest'estate. Dove siete? Toscane, provincia di Livorno. È la prima volta che venite a Venezia? No, l'anno passato sono venuta. Quindi vuol dire che vi è piaciuto molto, siete tornati? Molto. Davanti al palco si comincia da presto a fare la fila per il primo ballo di piazza, Bridgerton, intitolato ai romanzi che a loro volta hanno ispirato una serie televisiva ambientata nell'Inghilterra del primo Ottocento. Quante volte è già stata al Carnevale di Venezia? Praticamente ogni anno. Come mai? Cos'è che le piace? Mi piace la città, che è sempre un sogno, mi piace la gente, come si anima e soprattutto mi piace il Carnevale. Da dove viene? Io da Bergamo. E di cosa si è vestita? Ma una dama dell'Ottocento. Come le è venuta questa? È la prima volta che viene qui? La seconda, l'anno scorso avevo portato un altro abito, questa ho voluto cambiare un po'. Cosa è vestita? In realtà è un costume tipico veneziano, creato da, come dire, tanta fantasia e tanto lavoro fatto a mano. Quindi l'ha creato lei? Non proprio io direttamente, ma con l'aiuto e l'ausilio di diverse persone che si occupano, ecco, di tutti i dettagli tra la sartoria, ricamo, eccetera. Domenica il programma prevede uno degli appuntamenti più amati e simbolici del Carnevale, il suggestivo corteo acqueo sul Canal Grande e l'attesissimo scoppio della Pantegana davanti al ponte di Rialto. Allora, così ieri Filippo Fois ci raccontava la prima giornata. Per raccontarci di come è andata ieri sera con il gran ballo in piazza San Marco e anche di questa mattina ci colleghiamo come sempre con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, buona domenica. Buongiorno Nicola, buona domenica a te e ovviamente a tutti i nostri telespettatori. Domenica di Carnevale qui a Venezia, la prima di questa manifestazione, di questa kermesse che ci accompagnerà fino
oltre metà febbraio, dopo il clou di San Valentino, poi ci sarà martedì il grasso e quindi ovviamente la chiusura di martedì, ma è stato ieri il primo giorno e oggi già è il grande appuntamento clou, la festa veneziana, possiamo definirla così, perché oltre ovviamente ai turisti e agli ospiti, migliaia di veneziani attendono questo momento, si siepano lungo le rive per vedere appunto il passaggio, come si diceva ieri nel servizio. La partenza c'è stata alle 11 da Punta della Dogana, poi sotto il ponte di Rialto il classico scoppio della Pantegana, ovviamente chiaramente, ma forse è bene precisare per chi non conosce la festa, una Pantegana finta con coriandoli, con la festa del carnevale, e poi sotto il ponte di Rialto, e poi in Erbaria a Rialto, quindi a 2 passi dal ponte, la grande festa per tutti con frittelle, rarani, cibi veneziani e quant'altro. Quindi un carnevale popolare, questo già dà una prima nota della festa. Certamente ci sono e ci saranno le grandi feste a Palazzo, il ballo del Doge è l'appuntamento per antonomasia che viene atteso nell'ultimo weekend di carnevale, ma c'è l'anima popolare, la festa popolare della gente, forse quello che nei dibattiti, così nei confronti, manca un po' a Venezia, perché è chiaramente una festa che una volta con qualche, neanche tanto molto tempo fa, ma magari un decennio fa, era vissuta da più gente, più veneziani. Ovviamente c'è stato lo spopolamento della città e tutti i problemi che ben conosciamo, e quindi però questa componente popolare gratuita per i bambini nei campi, nei campielli, eccetera, poi il cuore della festa è questo appuntamento che inizia il carnevale e vuole ricordare proprio questo, oltre alle feste e ai costumi anche molto costosi, veniva ricordato anche nel servizio che ho sentito giustamente in onda prima. Quindi tantissima gente oggi, il carnevale che è partito davvero nei migliori di modi, anche perché ha assistito, e questa è una componente di cui parleremo spesso anche nei prossimi giorni, da un bellissimo sole che quindi gradevole, sta rendendo gradevole la temperatura di questa domenica veneziana. Quindi una festa di popolo, possiamo dire così, di venezianità, che è stata spostata logisticamente negli ultimi anni rispetto a quello che era il corteo della Pantegana in zona, diciamo, della stazione. È stata spostata proprio perché in coincidenza del Covid, e non solo per la pandemia ovviamente, ma anche per ragioni di sicurezza, viene chiesta una limitazione nella capienza delle persone per questioni di sicurezza e di affollamento delle rive, quindi è stata fatta questa nuova, da qualche anno, collocazione che comunque non fa perdere assolutamente il clou della festa. Ci ricorda anche, non c'entra con lo scoppio della Pantegana, ci ricorda quelle che sono anche le misure di sicurezza che sono adottate con controlli, le cose a cui ormai siamo abituati per rendere la festa fruibile a tutti. Ci ricorda che da qualche anno, incidenza del Covid, non c'è più per esempio il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco, che è altro evento icona clou del carnevale, che per tanti anni è stata un po' l'immagine di copertina del carnevale, l'Angelo che coincideva anche con la Maria del carnevale che volava dal campanile, un'immagine ovviamente suggestiva che poi si è deciso di non fare inizialmente appunto per il Covid e poi anche per preservare la piazza da quella che era un'invasione di centinaia di migliaia di persone lì assiepate, ma si è scelto con la direzione artistica ormai consolidata di Massimo Checchetto, che credo batterà tutti i record come
direttore del Carnevale perché è già parecchi anni, quindi Vela ha optato per una stabilità di una figura stabile per dare continuità, si è deciso di puntare sugli eventi diffusi e c'è ovviamente sempre sullo sfondo quest'anno il grande tema delle Olimpiadi che speriamo porti tante medaglie e spettacolo gioia a Cortina, quindi questo collegamento tra Venezia e Cortina, tra la Perla dei Dolomiti e la Laguna, e quindi il tema di questo carnevale è proprio legato a Olympus, ai giochi olimpici, alla sua storia. Ieri sera con grandissimo successo a San Marco con questo ballo, ma di balli ce ne saranno davvero a bizzeffe, quindi anche nel pomeriggio, questo pomeriggio e per tutti i prossimi giorni, quindi l'invito è quello di venire a Venezia per godere di una festa, e anche se non si può andare a una festa a palazzo esclusiva, si fa una passeggiata per le Talli e Campielli e magari si assaggia una frittella e va benissimo così, è questa l'essenza e lo scopo del carnevale. Certamente hai ragione, perché noi vediamo, no, queste immagini sono sempre molto suggestive, ma certo sono eventi ai quali può accedere, insomma, anche chi se lo può permettere, ma tu raccontavi bene come gli eventi sono talmente tanti che davvero si può respirare l'aria del carnevale anche passando di campiello in campiello, e insomma è una festa diffusa, ecco, è un carnevale diffuso da sempre, quello di Venezia. Allora, i prossimi giorni qual è l'appuntamento clou? Ma i prossimi giorni, diciamo, andiamo già a traguardare il prossimo weekend, ma attenzione, perché può essere per chi può un giro a Venezia anche in settimana può essere una cosa molto importante. Io sottolineo i dinner show, che insomma queste grandi feste in maschera a Carmen Ramincareggi, sottolineo i concorsi di maschere che ci sono ogni giorno sul grande parco di Piazza San Marco, quindi sottolineiamo un evento magari un po' più esclusivo e uno invece accessibile a tutti, perché aspettano le maschere di tutti e poi la migliore di giornata vince anche un premio. C'è anche lo spettacolo sull'acqua bellissimo all'Arsenale, e davvero moltissimi eventi. Già comincia a crescere la febbre, se si può dire così, per i carri allegorici, che non è una novità, arriveranno a Venezia. Ovviamente non aspettatevi ovviamente i carri allegorici in Piazza San Marco, chiaramente, però ci saranno a Burano, ci saranno a Pellestrina, ci saranno al Lido di Venezia, carri allegorici che, come sappiamo, sono frutto del lavoro e dell'ingegno di queste associazioni che già dal carnevale precedente iniziano a lavorare. È una operazione anche delicata, perché portare dei carri allegorici che hanno dimensioni particolari in un contesto delicato come il Lido, Pellestrina, Burano, ma anche la terraferma non è facile, però è un appuntamento, insomma, che richiama la gioia di tantissimi bambini. Aggiungiamo che è arrivato a Venezia con un corteo acqueo, non c'entra con il carnevale, ma anche il mitico personaggio di Goldrake, con un corteo acqueo che è visibile, è proprio arrivata la giostra originale di metà 1900, che è visibile al Museo Creature di Roma. E poi l'invito è quello comunque di prendere visione nei canali social di Vela di quella che è la programmazione proprio giorno per giorno. Ricordiamo, perché giusto dare anche delle comunicazioni di servizio se possibile, che non è in vigore il contributo di accesso, quindi certo, non c'è bisogno né di pagare, né di prenotare, né di iscriversi, quindi si può veramente, il contributo all'accesso entrerà in vigore più avanti, più o meno dal periodo di Pasqua, per cui che Venezia è visitabile. Ricordiamo, anche per dare
una connotazione diciamo anche un po' più seriosa, che questo carnevale è anche un carnevale che, a differenza dello scorso, sarà anche con il ritorno di Alberto Trentini, il nostro cooperante che arriverà, che è stato liberato, lo sappiamo tutti perché abbiamo seguito passo passo la vicenda, che arriverà in Laguna, si dice, tra pochi giorni. Quindi anche questo è un elemento di serenità che connota insomma questa festa. Ricordiamo anche che il carnevale è anche un momento per lanciare messaggi positivi e non dimenticarsi, va bene andare in maschera, ma di quelli che sono i problemi, quindi visto che c'è gioia, impegnarsi anche per distribuire un po' di gioia per quanto possibile. Grazie allora, grazie a Lorenzo Maier, grazie e buon lavoro. Noi siamo giunti all'appuntamento domenicale con i protagonisti che raccontano il loro percorso di vita e di fede. L'intervista ogni domenica di Lucio Zanato. Oggi incontriamo Franco Bonesso che ci spiega come il Vangelo ispiri ogni giorno il suo impegno da sindaco di Trevignano. Dopo la rubrica domenicale con Lucio Zanato vi ricordo l'appuntamento con Una buona giornata, quindi la sitcom di Igor Barbazza e Davide Stefanato. Poi ci sarà Itinerari Padovani, parliamo del patrimonio provinciale Isola Mille Campi, e poi il film alle 16:19 London River francese, un film francese-inglese del 2009. Adesso c'è Lucio Zanato e poi Una buona giornata. Arrivederci. Eccoci a una nuova puntata di Storie di vita e di fede. Con noi questa domenica Franco Bonesso, sindaco di Trevignano. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, intanto cominciamo, per chi non conosce Franco Bonesso, la storia di vita. Allora, io sono un uomo di 57 anni, sposato con Martina, ho 2 figli maschi, uno di 22 anni che si chiama Giacomo e uno di 19, Michele. Sono un povero cristiano che cerca di vivere con fatica la propria fede in questi tempi complicati di oggi, come tutti i tempi sono complicati. Nella vita faccio l'ingegnere, anche se da moltissimo tempo parallelamente faccio l'amministratore locale. Ho fatto il sindaco dal 2002 al 2012, poi ho avuto anche altri ruoli e nel 2022 sto rifacendo il sindaco di Trevignano, che è un comune di 10.000 abitanti con 4 campanili, tutti più o meno uguali, e con 4 comunità che a volte si integrano, a volte non si integrano. Se devo parlare della mia esperienza, insomma, credo che in relazione alla fede un ruolo importante ce l'ha avuto la mia parrocchia, che è Trevignano, anche se non sono nato a Trevignano ma a Musile di Piave, dove ho fatto il chierichetto, e sono arrivato a Trevignano che avevo 13 anni. Lì ho mosso con le prime esperienze con i gruppi giovanili, verso i 17-18 anni, e credo che un ruolo fondamentale nella mia vita l'ha avuta l'Azione Cattolica. Ho cominciato a prepararmi su ispirazione del mio amato parroco Don Sebastiano Monico, a prepararmi per fare l'educatore, e credo fra aver fatto l'educatore e l'animatore sono stati degli anni bellissimi e profondamente importanti per l'arricchimento della mia fede, che in ogni caso la fede è un dono che ti arriva anche, no? E che va coltivato, perché se non si coltiva muore come muoiono anche tutte le altre relazioni umane. Ecco, raccontiamo un po' che cos'è l'Azione Cattolica, perché è una cosa che diciamo era quasi delle nostre comunità, ma adesso sembra quasi dimenticata. Allora, negli anni '80 l'Azione Cattolica era ancora forte, non fortissima come... Che è una storia lunghissima l'Azione Cattolica. È una storia lunghissima, non eravamo in tantissimi, però eravamo un numero che ci dava molta forza. Ecco, adesso è un'esperienza che ha un po' più di difficoltà, soprattutto su... Ma l'Azione Cattolica cos'è, per chi non la conosce? L'Azione Cattolica è un'associazione di laici
che promuove la fede e si avvicina, ti fa avvicinare al Signore, soprattutto attraverso la tua comunità, che è quindi la tua parrocchia. Ecco, ma nel lato pratico cosa fa? Beh, allora, nel lato pratico ci sono i ragazzi, quindi con la CR, poi i giovanissimi, i giovani e gli adulti che si trovano, fanno delle attività, si prega, ci si forma a diventare degli adulti maturi, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista spirituale. Possiamo dire in sintesi che è un po' l'applicazione del Vangelo nella quotidianità? Certamente, sì, vissuto molto con un aspetto comunitario. Esatto, e allora io volevo capire come un ingegnere poi decide di fare il sindaco, perché fare il sindaco sicuramente è più mettersi a disposizione della comunità che non cercarsi un lavoro o magari gloria. Beh, allora diciamo che se riguardo indietro il Franco giovane, quando facevo l'animatore, non era nelle mie corde occuparmi dell'amministrazione locale. Io ero molto più orientato alla parrocchia, a lavorare con i ragazzi, con i giovani. A un certo punto ero entrato anche in consiglio pastorale degli affari economici e avevano cominciato a chiedermi di entrare nelle liste per le amministrative. Avevo detto di no, anche perché dovevo finire l'università, poi dovevo fare il militare, avevo altre cose in mente. Sono caduto in tentazione quando sono tornato dal militare. C'erano le elezioni amministrative, mi hanno chiesto di entrare subito, ho detto di no, anche perché mi avevo appena messo assieme a Martina, stavamo facendo altre cose, però hanno insistito in maniera importante e sono caduto in questo tranello. Stiamo parlando di che anno? Nel 97. Quindi siamo già oltre la Democrazia Cristiana? Sì, era la fine della Democrazia Cristiana. Qui avevo cominciato a vincere in molti municipi la Lega, anche a Trevignano c'era la Lega Nord, e i miei amici avevano costituito delle liste civiche all'inizio più orientate verso il Partito Popolare e poi allargando e diventando molto più trasversali. Ecco, ma la domanda era perché fino a molto tempo fa nella formazione dell'Azione Cattolica poi c'era, diciamo, quella parte che poi si evolveva nel settore politico e quindi, diciamo, era il referente della Chiesa, diventava il referente della Chiesa per quanto riguarda i settori politici e amministrativi. Qui invece la strada è completamente diversa, perché finisce un rapporto diretto della Chiesa con la politica, quelli sono gli anni in cui la DC scende, e però rimane, diciamo così, il sentiment di poter portare avanti un ragionamento, un metodo di essere, un metodo di pensare, che è quello del Vangelo, applicato all'amministrazione pubblica. Sì, certo. Allora, nella mia esperienza io non sono mai stato iscritto alla Democrazia Cristiana, pur sentendomi nell'animo ancora democristiano, no? come valori e come impostazione di dialogo e di confronto. Ecco. È chiaro che tutta la mia esperienza pregressa, no, di formazione all'interno della parrocchia ha avuto un ruolo importantissimo nel come sono io oggi. Poi non nego che ci sono state anche tante altre esperienze che mi hanno formato come sono oggi e mi sono state utili nel modo di approcciarmi ai problemi. Allora io voglio arrivare a questo. Come si applica il Vangelo in municipio? Non è una cosa semplice, però intanto bisogna partire dal fatto che il Vangelo è sempre attuale, perché viviamo in un mondo ipertecnologico, no? Che cambia tutto, però gli uomini sono rimasti gli stessi di allora. Quando non capisco le persone, ogni tanto mi metto lì a riflettere e scopro che ogni volta che, nonostante tutto, la folla sceglie Barabba al posto di Gesù Cristo, e questo ci deve far pensare, no? Perché nessuno aveva la folla, Gesù Cristo non è riuscito a ringare la folla, no? e qualcun altro sì. Questo è un aspetto. E quindi bisogna imparare a conoscere le persone, a volte bisogna, facendo fatica, spiegare che le cose che desiderano le persone non sono le cose che gli servono.
Faccio un esempio, si ottengono un sacco di critiche quando non si riesce ad asfaltare un pezzo di strada e ci sono le buche davanti a qualche abitazione, a qualche casa, ma bisogna spiegare che è più importante fare l'asilo nido, no? Soprattutto in questi momenti, e mi capita sempre di dover giustificare, che sembra cosa impossibile, che oggi è importante avere l'asilo nido, e su questo, su tantissime altre scelte di come si investono le risorse pubbliche, che sono sempre meno rispetto ai desiderata e le esigenze della popolazione. Dopodiché cosa vuol dire amministrare con un'ottica cristiana? Ecco, per me, ed è quello che ho cercato di fare, è un'attenzione importante all'ambiente, che non vuol dire non fare niente, ma cercare di applicarsi, tant'è vero che una buona parte del mio tempo amministrativo l'ho dedicato alla gestione dei rifiuti in vari ruoli, e sono orgoglioso che anche col mio piccolo contributo viviamo in un territorio dove siamo leader nazionali ed europei per i risultati per quanto riguarda Ricordiamo il anche servizio che voi gestito. venivate da una situazione veramente pesante, perché con tutte le cave riempite di rifiuti a volte anche tossico-nocivi, essere adesso il numero 1, insomma. Certo, in questi 20 anni è stato fatto tutto un lavoro in questo territorio, dicendo no alle discariche, e però mettendo in atto dei comportamenti virtuosi, spiegandoli alla popolazione, e anche qui c'è il ruolo pedagogico che secondo me è importante e spesso sottovalutato dalla politica, no? Nel senso invece che, rivalutato dalla Chiesa, Laudato Si, sì. E lo dimostra. Sì, dal punto di vista per quanto riguarda l'ambiente, sì, ma in tutti gli aspetti. A volte la politica diventa un sondaggio e andare dietro a quello che le persone desiderano, no? Senza pensare che invece a volte bisogna capire profondamente e saper leggere il futuro, di cosa avremo effettivamente bisogno per indirizzare anche le persone, ma spostare l'attenzione su questo non è mai facile, ed è molto più complicato spiegare alle persone che invece cercare di fare quello che le persone vogliono, poi magari neanche riuscendoci. Senta, due domande. La prima, il fatto di assumersi questa responsabilità non la fa sentire un po' un buon samaritano di una popolazione oppure di una comunità che ha bisogno di qualcuno? Allora, la parabola del buon samaritano è una bella parabola, ma ci dice soprattutto, perlomeno a me dice soprattutto, che la persona che si dà da fare per gli altri non è quella che tu pensi, no? In quella parabola ci sono 3 persone da cui tu ti aspetteresti che ti danno una mano e non gliel'hanno data al povero Cristo in terra, invece è passato uno che non c'entrava niente e se ne è fatto carico. Ecco, io non mi sento uno che non c'entrava niente con la mia comunità, io sono un membro della comunità che cerca di fare il meglio possibile, quello che crede, da umile peccatore, come ho detto all'inizio, perché non ho la verità in tasca, e che cerca, mediando, perché forse, ecco, quella è una dote che ho, un po' avevo, un po' ho cercato e ho acquisito, e su questo l'Azione Cattolica è stata importante nella mia vita, di mediare le varie posizioni per arrivare a cercare di fare del bene, che non sono solo aggiustare le buche per terra, ma per portare un po' di sviluppo in tutti i sensi, e anche culturale, perché abbiamo bisogno di cultura e abbiamo bisogno anche di riscoprire tanti valori in questo momento, e anche il modo per trasferirlo ai giovani. E poi dobbiamo anche, con fatica, ritrovare un ruolo forte alla famiglia e spiegarlo ai giovani, che è fondamentale, perché stiamo andando verso un inverno demografico molto preoccupante, e credo che questo sia il più grosso problema italiano. Se ne parla ma non a sufficienza, perché stiamo diventando tutti troppo egoisti, no? E diamo la colpa alla difficoltà economica nell'avere figli,
quando invece non è solo questo, perché gli strumenti ci sono, ci possono essere, se diventa la priorità numero uno. Invece oggi non è quella la priorità numero uno dappertutto, ma è una questione del cuore e dell'anima che bisogna anche un po' indirizzare. A proposito di giovani, come si fa a spiegare a questi giovani che bisogna guardare alla prossima generazione quando ci si mette in gioco e non alla prossima elezione? Questo non è una cosa semplice, bisogna comunque fare un mix, perché se uno la spara sempre troppo alta, no, ci sarà quello che la spara più bassa e colpisce, e quindi non raggiungerai mai il risultato. Ci vuole un po' di equilibrio e bisogna partire cercando di spiegare alle persone che hanno sempre maggiori difficoltà a fermarsi a riflettere. Ecco, una delle cose importanti che la fede, insomma, che il mio percorso di vita ha avuto, è quello di fermarsi, no? E di a volte stare in silenzio, fare un po' di deserto, come lo chiamavamo una volta, e provare a capire le cose. Invece oggi è tutto frenetico e non riusciamo mai a stare neanche un minuto da soli, e per cercare di pensare in maniera adeguata al futuro. Ecco, e allora questo deserto, questo silenzio, questa riflessione, questi giovani come possono ritrovarli, magari rientrando anche nei binari della Chiesa, del Vangelo? Questo proprio non te lo so proprio dire. Noi cerchiamo... Io cerco di coinvolgerli, e ce ne sono tanti di bravi nelle nostre comunità, e quindi nel favorire momenti di aggregazione e quindi di ritrovarsi con uno spirito comunitario, col senso che da soli non si va da nessuna parte, oppure la solitudine non ti porta alla felicità, e quindi se vivi in una comunità viva e ti dai da fare per la comunità, starai sicuramente meglio che pensando solo a te stesso. Ecco, questo cerchiamo di farlo. Dopo l'esempio è sempre una cosa complicata. Diciamo che io non mi sono mai vergognato della mia fede e non ho mai avuto paura a dire che credo. Questo cercando di non giudicare mai gli altri, perché ecco, questo è uno sforzo che faccio con fatica, perché è lo sport nazionale giudicare gli altri, no? E quindi ecco, se devo dire, ho cercato di esercitare il mio ruolo cercando di non giudicare e cercando di aiutare le altre persone per quanto è possibile, sempre stando attenti a non farsi mettere i piedi sulla testa, perché a volte c'è anche questo rischio, perché non tutte le persone che chiedono aiuto sono persone che poi effettivamente hanno bisogno di aiuto, ma ci sono anche tanti approfittatori. Ecco, anche questo il discernimento è una capacità che bisogna affinare. Allora, l'ultima domanda, anzi l'ultima proposta è ai nostri telespettatori un buon motivo per tornare a leggere il Vangelo. Perché ci sono tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Grazie.